Questa trasmissione è offerta da Vivi l'Estetica. Buonasera e benvenuti a questa nuova puntata di Miss in Onda. Questa trasmissione che vi fa compagnia nei venerdì sera, in questi venerdì d'estate, dove protagoniste sono delle bellissime ragazze che concorrono per il titolo di Miss in Onda, valido ovviamente per l'83esima edizione di Miss Italia. Anche questa sera ragazze in gara, ospiti con i quali avremo modo di parlare, ospiti conosciutissimi, magari perché no, sono molto conosciuti ma magari scopriremo anche qualche lato nascosto di loro. Insomma, ci sarà di divertirsi, quindi vi invitiamo a rimanere con noi. A questo punto Miss in Onda ha, come ho detto, protagoniste le nostre bellissime ragazze, e quindi andiamo con una sigla iniziale e poi vi racconto quello che accadrà. A voi le concorrenti di questa nuova puntata di Miss in Onda. Eccole! Questo stacchetto che ormai chi ci segue lo sta canticchiando a casa, perché è una sigla che ci fa compagnia da molto e molto tempo. Dicevo, spettacolo con ovviamente le nostre bellissime ragazze protagoniste, però sapete che in queste nuove puntate, in questa edizione di Miss in Onda, ci piace andare a chiamare sul ospiti di questa trasmissione personaggi che magari noi conosciamo già. Abbiamo avuto Sergio Giacon, famoso scenografo di trasmissioni televisive importantissime. La scorsa settimana abbiamo scoperto, anche se noi lo conoscevamo già, Gianluca Doremi, che ci ha fatto entrare nel magico mondo degli insetti con questa sua grande passione, questi filmati dedicati a questo mondo che gli stanno dando grandi soddisfazioni e lo stanno facendo ottenere dei premi davvero importantissimi a livello internazionale. Questa sera abbiamo un amico di tutti quanti noi e a me fa piacere averlo qui perché parleremo più tardi con Sdrindule. Grazie Sdrindule per aver accettato il nostro invito, lo conosciamo tutti per la sua simpatia, la sua capacità di intrattenere il pubblico, ma questa sera chiacchieremo anche con lui un po' di quella che è la sua storia. Poi ovviamente ci sarà Marisa Benes con i ballerini di Club Diamante FVG e poi ovviamente un bellissimo gioiello Milune, per questo ringraziamo il signor Luca Celotti per essere qui con noi. Bene, siamo pronti perché sapete che bene o male la scaletta di questa serata di Miss in Onda è abbastanza simile una all'altra, perché dobbiamo far conoscere le nostre concorrenti sempre prima con l'abito, il loro abito, l'abito con il quale hanno deciso di sfilare, e poi le vedremo con il body ufficiale del concorso. In questa prima uscita si presentano loro, così le sentiamo anche chiacchierare. C'è prontissima la concorrente numero 1 e quindi la attendiamo di fronte al tricolore, dove c'è questa bella corona che ogni ragazza che partecipa a Miss Italia vorrebbe vincere. Prego, concorrente numero 1. A te il microfono. Buonasera a tutti, io mi chiamo Alessia, ho 21 anni e sono di Udine. Studio Scienze Umanistiche della Comunicazione a Milano e faccio anche la modella. Molto bene. Concorrente numero 1, lei è Alessia. Io lo dico sempre, noi citiamo molte volte, io cito molte volte il numero perché è l'unico modo che ha la giuria per riconoscere le nostre concorrenti, anche voi da casa. A casa con il numero diventa molto più facile il Toto Quiz, perché poi a casa secondo me vince questa piuttosto che l'altra, e il numero può aiutare anche in questo. Molto bene, grazie ad Alessia. Andiamo con la concorrente numero 2. Tuo. Buonasera a tutti, mi chiamo Giada, ho 27 anni, vengo da Martignacco, nella vita sono un'infermiera, nel mio tempo libero ho la passione per le passeggiate anche in montagna, per la musica, lo sport in generale e il cinema. Molto bene. Giada. Grazie Giada, e andiamo con la prossima concorrente, la numero 3.
Buonasera a tutti, sono Chiara, ho 19 anni, vivo a Udine e nella vita lavoro e studio Scienze Diplomatiche e Relazioni Internazionali. Sogno di diventare un'attrice, infatti ho già fatto qualche spettacolo teatrale e studio recitazione. Molto bene, Chiara. Grazie Chiara, concorrente numero 3. La prossima, la numero 4. Buonasera a tutti, mi chiamo Jeanette, ho 19 anni, mi piace molto il mondo dello spettacolo, fin da piccola ho sempre cantato, sempre ballato e spero di essere all'altezza. Assolutamente sì, numero 4, vai Jeanette. Grazie. E queste sono le prime 4 concorrenti in gara che abbiamo visto con l'abito, il loro abito, quelli con il quale hanno deciso di sfilare in questa prima uscita. Poi conosceremo le altre 4 e poi le vedremo ovviamente in body, ma noi approfittiamo sempre del Club Diamante Friuli Venezia Giulia, di Marisa Benes e dei suoi straordinari ballerini, e quindi chiedo a Marisa di alzarsi dalla postazione e raggiungermi qui con il microfono, è pronto lì vicino a te, sul tavolo dove c'è la bella corona Miluna vicino ai nostri giudici. Prego Marisa, buonasera. Buonasera. Grazie innanzitutto per arricchire questi appuntamenti di Miss in Onda con i tuoi straordinari ballerini. Raccontaci cosa vedremo questa sera. Questa sera è una coppia che non è ancora mai venuta qui a Telefriuli, appartiene a una società friulana, diciamo, di Buie, Oasi Danze, che ha sede in via Europa a Buia. Si tratta di una coppia molto avanzata, a livello molto avanzato, sono Alan e Anna, e l'Oasi Danze è diretto da Mark e Nicoletta Cragnolini dal 98, fondato nel 98, quindi fa parte della grande famiglia, diciamo, delle società della danza sportiva del Friuli Venezia Giulia. In particolare devo dire di questi ragazzi, poi magari negli altri interventi dirò anche i loro risultati di competizione, però ballano insieme da qualche anno. Anna è ucraina e viene da Odessa e si trovava proprio, diciamo, a casa sua quando è cominciata la guerra, purtroppo. Già ballava con Alan, quindi poi ha scelto e dovuto scegliere di dove andare, ed è arrivata qui in pianta stabile, quindi sta facendo un bellissimo percorso con Alan. Quindi ci sentiamo anche un po' vicini in questo momento con questo grande problema. Lei è via dai suoi familiari, la mamma è da un'altra parte, è così, insomma, un po' difficile come per tutti gli ucraini. Alan e Anna si presentano a voi con un cia cia cia. Grazie. Andiamo, lasciamo lo spazio per loro, lasciamo il centro del palco per loro.
Complimenti, bravissimi, bravissimi, che bravi. Grazie Marisa. Prima la domanda da fare a Marisa. Marisa, prendi quel microfono, resta pure lì. Quanto tempo ci vorrebbe a me, Sdrindule, per arrivare a un decimo dei risultati? Che ne dici, Hermes? Che ti vedrei però con quel vestito che aveva lei. Quello rosso di lei. Diciamo che dopo il lockdown è cambiato tanto, no? All'inizio c'erano proprio soltanto, coppie come Alan e Anna. Invece dopo il lockdown si è sviluppata la categoria solo, perché tutti dovevano stare distanti, e anche il duo, quindi vedrai bene il duo. Hai sentito, Sdrindule? Voi ci proviamo? Adesso vado a casa a prepararmi. Allora, Hermes, innanzitutto, Sdrindule, grazie per essere intervenuto. Noi chiacchieriamo anche qui, la ragazza sta preparando. Senti, questa prima uscita, queste prime 4 concorrenti, tu sei stato ospite di tanti appuntamenti di Miss Italia. Ne ho viste tante. Esatto, ma cosa pensi di queste ragazze, le vedi tese? Tu fai spettacolo, c'è una ragazza che fa cinema, che vorrebbe fare cinema, recitazione. Cosa dici di tutto questo che tu hai vissuto da vicino, di queste ragazze che si mettono in gioco? È comunque un po' di tensione sempre. Anche dopo 42 anni che faccio il comico, dappertutto, in giro dappertutto, come per te, ogni serata è diversa. Sei sempre un po'... Sei rilassato ormai perché sai come va. C'è il mestiere dietro. Mestiere. Però rimane sempre guai se non ci fosse quell'attimo così di... E noi lo notiamo, Sdrindule, anche nelle ragazze. Vedete, alcune decidono di partecipare a più selezioni proprio a Miss in Onda, anche perché per loro è anche un aspetto formativo. Imparano comunque a stare di fronte a una telecamera con dei registi in uno studio televisivo. Beh, è una cosa che lo notiamo anche noi. Sono ragazze che alcune serate riescono veramente a bucare lo schermo, altre volte che magari sono un pochino più tese. È il bel gioco, il gioco dello spettacolo in realtà, del quale poi noi con te parleremo in maniera molto approfondita. Intanto la televisione c'è perché c'è anche la pubblicità, e quindi noi andiamo a vedere un po' di pubblicità insieme a voi, perché anche noi stiamo qui con voi e ce la guardiamo insieme, e poi ovviamente state qui con noi perché ritorniamo subito. Pubblicità. Grazie per questo applauso che arriva ovviamente dalle nostre concorrenti prontissime per le prossime uscite. Abbiamo visto le prime 4 concorrenti in gara, adesso andiamo a conoscere le altre. Io mi avvicino sempre a questo tricolore perché dobbiamo conoscere la 5ª concorrente e ovviamente, come sapete, si presentano loro in questa uscita. Buonasera, ciao! Buonasera a tutti, sono Jessica, ho 29 anni, sono anche mamma, ho 2 figli ed attualmente studio e vorrei specializzarmi in ostetricia. Molto bene. Jessica. Molto bene Jessica, e andiamo a conoscere la 6ª concorrente, la prossima. Salve a tutti, sono Alessia Miconi, io vivo a Maiano e studio legge. Molto bene, Alessia. Concorrente numero 6. Poi ricordo che nelle uscite in body le presenterò io nuovamente, e poi mi è piaciuta molto la scorsa settimana. Faremo una chiacchierata in più con le nostre candidate al titolo di Miss in Onda, ma andiamo con la prossima. C'è la prossima, certo che c'è la prossima. È lei, vai. Buonasera, sono Letizia, ho 24 anni e vivo a Udine. Nella mia vita sono un'insegnante di danza e un consulente bancario. Molto bene. Grazie a Letizia, e andiamo con l'8ª concorrente. Sopra la rovina sono una regina. Buonasera, ciao. Io mi chiamo Giulia, ho 20 anni
e nella vita studio scienze internazionali e diplomatiche a Gorizia. Di dove sei? E delle Valli del Natisone, a Savogna precisamente. Molto bene. Ottava concorrente, lei è Giulia. Grazie anche a Giulia e ritorno io al centro del palco. Belle queste ragazze, brave. Ricordiamo sempre che Miss in Onda è un titolo valido per Miss Italia, 83esima edizione. Io ovviamente in ogni puntata ho il piacere di portarvi saluti da parte della nostra patron Patrizia Mirigliani, che si raccomanda sempre a tutti coloro che presentano le varie serate in giro per l'Italia: salutatemi sempre il pubblico, che sia quello delle piazze o quest'idea che noi abbiamo avuto, noi parlo agenzia modashow.it di Paolo Rizzotti insieme a Telefriuli, di proporre anche quest'anno gli eventi di Miss Italia in televisione, anche se poi faremo anche alcune piazze, faremo delle location sicuramente importanti. Voglio ricordare subito la finale regionale Miss Friuli Venezia Giulia, leggeremo sabato 3 settembre al Centro Congressi Cursal a Lignano Riviera. Infatti cosa avviene nelle selezioni? In ogni selezione vengono premiate delle ragazze, questa sera ne premieremo 3, tutte e 3 saranno immesse le finali regionali. Perché finali regionali? Perché Miss Italia ha più di una finale regionale. La vincitrice di ogni finale regionale partecipa poi alle prefinali nazionali del concorso. Quindi è un bel percorso per le ragazze. Certo è che coloro che vincono già una selezione come quella di questa sera fanno il primo passo per raggiungere l'obiettivo, che in realtà è quello ovviamente di diventare Miss Italia. E vi ricordo anche che a Telefriuli, oltre alle selezioni come quelle che stiamo facendo, faremo anche una finale regionale Miss Sorriso Friuli Venezia Giulia il giorno 19 agosto. E poi chissà che non arrivino altre sorprese. Un'altra bella sorpresa ce l'ha regalata questa sera, l'abbiamo già vista con la coppia di ballerini, Marisa Benes e il suo club diamante Friuli Venezia Giulia. Marisa, ti invito a tornare vicino a me col tuo armata di microfono e per parlare di quella che sarà la prossima esibizione. Ci è piaciuta molto, guarda, anche in studio, le ragazze, i nostri ospiti, e credo che anche a casa sia arrivata l'emozione che ci hanno regalato i due interpreti straordinari. Grazie. Alan balla da 20 anni, quindi insomma, tanto per capirci il lavoro che c'è dietro a una coppia come questa. È stato finalista a vari campionati italiani, ottenendo il passaggio alla classe internazionale, che è la più alta, nel 2018. Invece Anna, che ricordo è ucraina, viene da Odessa, e lei ha una formazione di danza classica e forse abbiamo notato questa eleganza infinita. E, poi ha conseguito anche una laurea in scienze sportive, in scienze della danza e anche un master, e quindi insomma tutto il nostro rispetto per questi ragazzi che comunque hanno vinto anche delle gare internazionali. In semifinale a Brno per Alan non tanto tempo fa, e anche per Anna degli ottimi risultati. Li vediamo nella seconda danza, che è questa romantica rumba, danza un po' detta danza dell'amore, e ammireremo le loro performance, le loro sinuosità. Vi vedo prontissimi. Alan e Anna, rumba. A voi.
Bravi! Bravi, complimenti. Bene, ed ora andiamo a rivedere il primo gruppo di concorrenti e le presenteremo in body. Qui le presenterò io, sarà un'uscita molto importante perché è l'uscita nella quale la giuria va a dare il voto definitivo. Allora, io resto da questa parte, la concorrente numero 1, la prima è Alessia. Alessia ha 21 anni, arriva da Udine. Studentessa in Scienze Umanistiche per la Comunicazione e fa la modella. Alessia, concorrente numero 1. Molto bene. E poi abbiamo la seconda concorrente, lei è Giada. Giada ha 27 anni, arriva da Martignacco e fa l'infermiera. Salutiamo Giada e andiamo a rivedere Chiara, che concorre con il numero 3. 19 anni, arriva da Villa Primavera, lavora, studia scienze diplomatiche, relazioni internazionali. Anche se prima ha raccontato che il suo sogno è fare l'attrice, visto che ha fatto anche degli studi mirati per poter conseguire questo tipo di aspirazione. Poi andiamo con Jeanette Antonia, la numero 4, 19 anni di Udine, si è appena diplomato, ha studiato moda, quindi un giorno chissà, potrebbe sfilare con i suoi abiti o creare degli abiti bellissimi. Jeanette Antonia, concorrente numero 4. Grazie. Io farei un bel applauso per queste concorrenti, che ne dite? Direi proprio di sì, ne abbiamo altre da presentare ovviamente, lo faremo più tardi. Sdrindule, lo vedi impegnatissimo anche con la cartella, ha una responsabilità importante questa sera, è una responsabilità importante. Hermes, quando hai iniziato, quando ti sei accorto che potevi fare il comico, che facevi sorridere, che è una dote veramente molto molto difficile? Ma mi sa che già alle elementari, poi il periodo quando giocavo a pallone nel Malborghetto, che facevo il centravanti nel campionato carnico, e allora lì mi sono accorto che forse valevo qualcosa come comico, perché mi facevano fare sempre il 13° in modo che dopo potessi far casino, no? E divertirli se perdevano o se vincevano. E lavoravo quella volta a Monaco per la Sime, venivo il venerdì per l'allenamento, mi ricordo ancora da Monaco, e la domenica dovevo ritornare su, pensa tu, e quando finivi la partita, se vincevi, non bevevi acqua minerale, no? Allora uno sforzo sovrumano per arrivare sani a Monaco, a Kochel am See, dove facevamo un corso di tedesco, mi ricordo ancora. Bellissimi tempi. Bene amici, ve l'abbiamo detto in 2 pillole, volete conoscere di più di Sdrindule? Beh, allora, ci vediamo un po' di pubblicità, poi conosciamo le altre 4 concorrenti in gara e poi ovviamente dedicheremo una lunga parentesi al nostro amico Sdrindule. Pubblicità! E siamo sempre qui insieme a voi.
Miss in onda su Telefriuli. Abbiamo visto dei balletti, lo dico per coloro che si fossero sintonizzati, anzi permettetemi di salutare tutti quegli amici, e siete in tantissimi che ci seguono in streaming su telefriuli.it, quindi in tante regioni d'Italia, in tanti paesi del mondo. Poi questa sera abbiamo Sdrindule, che è veramente conosciutissimo dai tanti friulani che sono in giro per il mondo e non solo, e quindi avremo modo fra qualche istante di parlare con lui per conoscere un po' la sua storia. E poi permettetemi subito un ringraziamento, perché voglio farlo durante la trasmissione quando c'è la giusta calma. Voglio ringraziare Gian Domenico Ricci che sta in regia, facciamo un applauso per lui. Paolo Bassi, che è un po' che non vedevo, ce l'ho qui di fronte a me, ma fa molto piacere. Poi sempre in regia Simone Caramaschi. Facciamo un applauso per tutti loro perché fanno un lavoro prezioso e fondamentale. Bene, adesso io me ne torno in un angolino, perché lo sapete che le protagoniste di Miss in Onda e di Miss Italia sono sempre le nostre bellissime ragazze, ovviamente con i tanti ospiti che ci raggiungono, quindi io sto qui pronto per presentare la prossima concorrente, uscita in body anche per lei, Jessica. Jessica, 29 anni, arriva da Tolmezzo, studia per diventare ostetrica. Concorre con il numero 5. Io lo ripeto, cito spesso il numero perché è l'unico modo che ha la giuria per riconoscere le nostre concorrenti. Molto bene Jessica. Alessia, tocca a te. Alessia ha 21 anni, arriva da Maiano, studia legge. Quindi in futuro chissà, avvocato, magistrato, chissà. Comunque, lei è Alessia. Poi abbiamo Letizia che concorre con il numero 7. Letizia, 24 anni, arriva da Udine e insegna danza. Letizia concorre con il numero 7. E quindi andiamo con il numero 8, lei è Giulia. Giulia ha 20 anni, arriva da Savogna, quindi dalla provincia di Udine. Studentessa in scienze internazionali e diplomatiche. E poi anche lavora. Giulia, concorrente numero 8. Facciamo un applauso per queste ragazze. Grazie. Ed ora diamo il tempo alla giuria di risistemare quelli che sono gli appunti, ed ora è arrivato il momento di richiamare, però questa volta qui vicino a me, gli abbiamo fatto 2 domande proprio spot al tavolo, il nostro ospite, Sdrindule. Un applauso per Sdrindule. Caro Sdrindule, però io qui ho un 45 giri preziosissimo che io ti ringrazio perché me l'hai regalato qualche tempo fa. Però c'è ancora scritto Hermes. Vedete? Sì, è l'unico di 45 che ho fatto in lingua tedesca. E ti sei chiamato Hermes perché chiamare Sdrindule per i tedeschi era un po' complicato. Veniva fuori Sdrindulos. Sì, meine Gitarre e Mutti hilf mir, che sarebbe mamma aiutami, perché questa donna non faceva niente in casa, e allora lui chiamava sempre la mamma. E più di qualcuno lo fa adesso. Senti Hermes, io ti ho voluto qui, l'ho detto, noi in ogni puntata di Miss in Onda ci piace così vedere amici, raccontare un po' la loro storia, perché ci sono delle persone che scopriamo che sono veramente delle realtà importanti per il nostro territorio. E Miss Italia, lo sai perché ci siamo detti anche in tante serate, tu sei stato ospite, soprattutto alle prefinali e le finali regionali, insomma è anche un modo per valorizzare gli artisti del territorio. Tu non ne hai bisogno perché sei oramai un'istituzione in Friuli, però quando nasce Sdrindule? Come ti nasce l'idea di Sdrindule? Ma guarda, ti dico la verità, è 1980, rientro
da Mestre, dove lavoravo alla Siemens, per avvicinarmi a casa, e scrivevo canzoni già quando ero in collegio, sai, dei testi, e c'era un concorso a Pontebba di voci nuove, pensa tu, e mi avevo dato un nome e mi chiamavo Sbrindule, perché avevo un smoking tutto sbrindolato di mio povero papà, con una camicia di quelle col pizzo che si usava. Tipo Zorro. Sì, che dopo, difatti, una mia fans me l'ha strappata un giorno sul palco, sì. Momenti di alta libidine, no? Posso immaginare. Se vedevi la fans ti veniva male. Siccome era il tempo dei grandi cantanti friulani, da Peppino Lodolo, Dario Zampa, allora io ho detto, ma cosa vuoi che mi metta io a concorrere con questa gente? Preferisco fare canzoni tipo cabaret, no? Chiarnielli in cine, che adesso dovresti fare cinesi indiani e che è cambiato i tempi, no? E canzoni da ridere, e vado in studio. Mi ricorderò sempre la prima cassetta che ho fatto, 1980. La fotografia era tutto un programma, da un fotografo, non facciamo nomi, perché se lo becco adesso gli do ancora una legnata, non si vedeva niente. Era un fotografo di fama, lui ha detto la fotografia è stata fatta nel bosco, è artistico, è buio, non si vedeva niente. E ho scritto Gnot d'Amor, che è diventato un classico dei tuoi spettacoli. Esatto, che ho venduto 3 cassette di colpo, una mia nonna, una mia zia e una Marochin che dopo l'ha duplicata, no? E ci ha fatto 1 milione di copie, sì, è diventato una delle canzoni più famose. Ancora adesso quando hanno fatto l'articolo, Il Messaggero, della festa che ho fatto a Pontebba, invece di scrivere Sbrindule, ha scritto Sdrindule. Pensa tu, quindi da lì è nato, da un errore è nato il tuo nome. Esatto, è rimasto quello, da un errore di mi ha portato fortuna anche. Poi ho scoperto che è il movimento della culla, sai, Sdrindulaile che bambinute, e quando la culla di legno faceva questo movimento, quello è Sdrindule. Ecco, io sono quel movimento lì. Ecco, mi ha portato fortuna, ho girato il mondo, anzi colgo l'occasione di salutare, sono tutti i presidenti dei focolari. Ci guardano, su telefoni.it ci guardano. Sì, sono qua adesso per il convegno, allora li saluto, sono stati momenti bellissimi. Tu hai detto che, prima in una battuta ovviamente, anche se non come i grandi comici, non si capisce mai se stanno dicendo la verità o se stanno comunque facendo le battute, però hai detto hai cominciato a far ridere quando giocavi a calcio, perché comunque ti coinvolgeva la squadra, non è che faceva ridere perché giocava male, perché la squadra coinvolgeva a fine partita per festeggiare e quindi sorridere per festeggiare oppure sorridere per dimenticare un'eventuale sconfitta. Ti ringrazio della domanda perché diceva mia suocera le stesse cose, che non capiva se dicevo bene o male. Beh, ma è la caratteristica del comico. Però, detto questo, hai avuto qualche maestro innanzitutto? Cioè, hai avuto qualcuno al quale ispirarti? Beh, tu, abbiamo parlato, 1980, quindi 42 anni di carriera. Si può dire che fossi stato uno dei primi comici friulani? Sì, quel tempo c'era Ghelindo Titiliti, che mi ha insegnato tanto, perché era molto bravo, anzi, colgo l'occasione per salutarlo, perché è lassù. E faccio fare un applauso ogni volta quando sono, a lui, al mio insegnante primo che era Triestin, Luciano Bronzi. Lui aveva una ragione, diceva sempre non servi copar i furlani, perché dà una pala, un picco e si copa da soli. E quello, anche lui lassù. E poi a Venezia, se pensa tu, ero a Mestre che lavoravo, c'era la radio che si chiamava Marangona e lì c'era un allievo di Macario, Scilo Valenti si chiamava, e io
Ho cominciato lì con la fisarmonica, facevo le ricette di Fritz di Camporosso. Immaginate cosa era. Guarda, io ti ascolto e sono affascinato perché anche sono di una generazione, comunque non ho proprio l'età di Sdrindole, insomma siamo una generazione dove tu parli di cassette e il pubblico più giovane non sa neanche cosa sono le audiocassette. Forse qualcuno comincia a casa, il papà o i nonni hanno i 45 giri. Sì, parli sì. di Macario, è stato, lo sanno ovviamente le persone un pochino più avanti con l'età, è stato uno dei grandi comici italiani Macario, quindi la tua storia si lega in realtà a quello che è lo spettacolo italiano davvero. Sì, Senti, il tuo rapporto invece come triestini? Quando vai a Trieste? No, tu ci apri spalculo. Io arrivo al massimo fino a Monfalcone, no? Lo lasciamo perdere. Lì ti fermi. Lì mi fermo perché ho avuto anche una lettera una volta, bisogna dirlo, perché testuali parole, la sagra è stata assai bella, avevamo mangiato come per sei, speso poco, ma il comico la aveva con noi. No. Quello ero io, perciò Trieste mi aspettano, sto lontano. Senti, un'ultima domanda, poi ovviamente ci rivedremo perché sei qui con noi e quindi spero di rubarti ancora sul palco. Sì. Veniamo da 3 anni difficilissimi ovviamente, 2 anni più questo qui. Sei riuscito comunque a trovare la battuta, sei riuscito comunque a far sorridere il pubblico? Credo che per il comico sia stato, per tutti quelli che hanno fatto spettacolo quest'anno, ma forse per voi comici ancora di più. È stata dura perché certe barzellette, anzi le barzellette, devi sempre continuamente raccontarle, perché la barzelletta sparisce subito. Stando fermi da febbraio di 2 anni fa, io mi ero dimenticato quasi tutte le barzellette. Ho dovuto andare, bene o male che avevo tenuto tutte quelle di Fritz, le prime, allora ti torna pian piano, no? E la gente, perché bisogna dire questo, quando sorridi, in quel momento dimentichi tutti i problemi che uno ha a casa. Allora se riesci a far ridere la gente, io quando chiudo lo spettacolo dico sempre, se sono riuscito a farvi dimenticare solo per un attimo tutti i problemi che ognuno ha a casa, dimostratemelo con un applauso. E loro, guarda, applaudono tutti, bambini e tutto. È una grande soddisfazione. Questa è la forza di Sdrindule, mi permetto di dirlo, perché Sdrindule è un grande comico, lo sappiamo tutti, però è un uomo che ha, e lo si vede anche negli spettacoli, una sensibilità straordinaria. E quindi un plauso va a te per tutto quello che ci regali, che ci hai regalato in 40 anni e che ci regalerai per i prossimi 50 anni. Insomma, ecco, non stiamo a gettare il cliente, grazie. Senti, fermo. Perché voglio fare una festa, quando smetto facciamo la festa. Sì, ma allora avete tempo di aspettare sta festa, ragazzi. Se aspettate la festa di chiusura della carriera di Sdrindule, ne abbiamo ancora da fare di puntate. Hermes, adesso lanciamo la pubblicità e poi ovviamente è ancora qui con noi, quindi chiacchiereremo, magari ci regalerà qualcosa, ma io non lo so, quando c'è Sdrindule è sempre una sorpresa. Pubblicità. Perché poi quando c'è Sdrindule, siamo sempre qui a Miss in Onda, amici di Telefriuli, quando c'è Sdrindule ovviamente l'abbiamo intervistato, poi nelle pause pubblicitarie racconta barzellette, intrattiene gli ospiti, le nostre Miss, è una fortuna averti nostro ospite Hermes, è davvero una grande fortuna. Bene, siamo pronti per andare a vedere un altro balletto, stanno ottenendo un successo strepitoso i nostri amici che ci ha portato anche oggi Marisa Benes, Club Diamante FVG. Marisa, buonasera di nuovo. Buonasera a tutti e grazie di invitarci sempre qua e avere queste opportunità per i ragazzi. È un piacere che avete dei ragazzi davvero straordinari come quelli di questa sera che ci stanno incantando. Grazie, cosa accadrà? Veramente. Alan e Anna, ricordo che appartengono alla società Oasi di Gemona del Friuli, la sede è a Buia, in via Europa, che non devo sbagliare, e Alan e Anna, tutti e due pluridecorati con varie competizioni vinte nel loro carnet, però si preparano adesso per una competizione importantissima in Germania, il German Open, che sarà in agosto, quindi con i nostri più grandi in bocca al lupo per loro. Ricordo che Anna viene da Odessa e Alan è italiano. E terminano il loro show con un scatenato jive.
Jive con noi, a voi, eccoli! Say it one time. Na 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 na. Ma che bravi! Bravissimi, complimenti, complimenti ancora, un altro applauso, li richiamiamo fuori al centro del palco, al centro di nuovo, dai, bravissimi. Grazie. Grazie a voi, complimenti e grazie ovviamente a Marisa Benes, Club Diamante FVG. Bene, allora rivediamo le nostre concorrenti, ovviamente le vedremo, usciranno a gruppi di 2 e tra l'altro gli domanderemo a tutte loro perché partecipano a Miss Italia, perché hanno deciso di partecipare a Miss Italia, quindi lo risponderanno ovviamente qui. Allora io mi metto da parte come al solito e iniziamo a chiamare le concorrenti numero 1 e numero 2 che sono Alessia e Giada. Alessia, prego, puoi fare un passo avanti. Giada. Alessia, ti lascio il microfono. Grazie Michele. Io in realtà partecipo a Miss Italia per rivivere un sogno, perché io partecipai già 3 anni fa al concorso e arrivai in finale nazionale, però al tempo avevo solo 18 anni, dovevo ancora finire il liceo e quindi adesso mi sento di poter dare molto di più a questo concorso e quindi ci riprovo. Fai benissimo, puoi passare il microfono a Giada e a lei la stessa domanda. Allora, io partecipo a Miss Italia innanzitutto per mettermi in gioco e per provare una nuova esperienza. Inoltre avrei sempre voluto partecipare perché ho seguito il concorso fin da piccola, quindi penso che i sogni si possano sempre realizzare. Assolutamente, assolutamente. Dammi pure il microfono e potete rientrare in camerino, grazie. Poi è bellissimo, sapete, vedere ragazze che ovviamente partecipano e come dicono giustamente i sogni bisogna sempre inseguirli e cercare di realizzarli. Al tempo stesso avere ragazze che hanno vissuto l'esperienza di Miss Italia e ritornano a concorrere, questo sicuramente grazie al nostro concorso, alla serietà, all'importanza del nostro concorso e credo un merito vada anche allo staff dell'organizzazione, Paola Rizzotti, l'agenzia modashoe.it, esclusivista di Miss Italia in Friuli Venezia Giulia e Veneto che con la sua esperienza di regista di sfilate cerca sempre di mettere a loro agio le nostre concorrenti. Poi l'esperienza di Telefriuli per loro è davvero molto molto importante. Andiamo con le prossime, la numero 3 e il numero 4. La terza e la quarta concorrente. Passo avanti, Chiara, numero 3. Grazie. E poi abbiamo Jeanette Antonia, al numero 4. Chiara, a te il microfono. Ho deciso di partecipare a questo concorso perché il mio sogno è quello di diventare un'attrice e vorrei che del mio sogno diventasse una vera e propria professione. Molto bene, puoi passare il microfono direttamente a Jeanette. Buonasera a tutti di nuovo. Io partecipo a Miss Italia perché
I sogni vorrei che si realizzassero. Principalmente dovrebbe essere una soddisfazione personale, raggiungere i propri sogni e non perdersi mai. Brava, bellissimo, bellissimo, grazie. Potete rientrare in camerino, Chiara e Jeanette. Quindi andiamo con le prossime, che sono Jessica e Alessia, la numero 5 e la numero 6. Passo avanti per Jessica. Vieni pure qui, torna qui. E poi andiamo con Alessia. Jessica, vai. Sento di partecipare a Miss Italia, innanzitutto per vivere una nuova esperienza e soprattutto perché quando una donna sceglie di diventare mamma è consapevole il suo corpo cambi e quindi per me essere qui significa aver avuto una nuova opportunità e sentirmi di nuovo bene con me stessa. Brava, dai pure il microfono ad Alessia. Sono qui oggi perché è un mio sogno fin da piccola e perché trovo che Miss Italia sia un'ottima opportunità per migliorarsi e per accettare i difetti. Molto bene. Grazie, grazie del microfono. Jessica e Alessia potete rientrare, grazie. E poi andiamo con Letizia e Giulia, che sono la numero 7 e la numero 8. Prego Letizia, passo avanti. Molto bene. Giulia, numero 8. Letizia, a te il microfono. Buonasera, partecipo a Miss Italia perché da sempre ho sognato di fare qualche concorso. In realtà questa qui è la prima volta, il mio primo concorso e volevo mettermi un attimino in gioco. Hai scelto bene, hai scelto il concorso storico per il nostro paese, 83 anni di Miss Italia. Cedi pure il microfono a Giulia. Io ho scelto di partecipare per fare un'esperienza diversa, perché penso che non bisogni limitarsi a una sola cosa e quindi ho deciso di provare qualcosa di totalmente diverso dal mio solito, ecco. Molto bene, grazie. Grazie. Salutiamo Letizia e Giulia. Ma che belle, ma che belle, ma che belle. Ovviamente siamo in attesa di conoscere il verdetto della giuria, ma abbiamo ancora tante cose da fare, da raccontare e quindi state sempre qui insieme a noi, anche perché conosceremo le 3 ragazze che accederanno direttamente alle finali regionali di Miss Italia in Friuli Venezia Giulia, ma lo ricordiamo, per tutte le altre ragazze che hanno partecipato questa sera potranno rimettersi in gioco nella prossima selezione. Se invece da voi a casa c'è qualcuna di voi che vuole iscriversi, basta avere tra i 18 e 30 anni o comunque compiere 18 entro il 18 di settembre, vi iscrivete sul sito www.missitalia.it, l'iscrizione è totalmente gratuita e potreste essere anche protagoniste voi di Miss in Onda. Ma a questo punto io rivorrei vicino a me Sdrindule, Hermes, Sdrindule, il nostro Sdrindule, tra l'altro io ti terrò qui fino quasi al termine della trasmissione perché sarai tu a premiare la vincitrice, perché l'ospite premia la vincitrice di Miss in Onda e quindi... sono contento. Senti, ti vedo, proprio sì, è una trasmissione. La gioia. Anche tu. Oggi sei spigliato, cosa hai preso? Non te lo dico, vorresti saperlo, vedi, vorresti saperlo. Perché ti accorgi quando sei vecchio, non servono più né spinelli né... quando ti accorgi quando ti alzi di scatto. Mi stava distruggendo l'immagine, vabbè, non importa, io ho sempre bevuto solo acqua, ormai. Bravo. Senti, tu hai lavorato nei computer, tu hai iniziato la tua carriera, lasciamo stare, come ti ho chiesto prima, nell'altra vita, quindi quando eri Hermes di Lenardo, prima di diventare Sdrindule, di cosa ti occupavi? Guarda, il destino ha voluto che un giorno, quella volta quando facevi il Malignani, che ho fatto il Malignani, il lavoro lo trovavi subito. Allora avevo 2 possibilità, o andare a Fusine alle Weissenfels che facevano catene sì. Che era una delle ferrovie e Weissenfels erano le 2 fonti di lavoro dalle mie parti, oppure
Il mio amico Franco Rassati, che già lavorava alla Siemens, mi ha detto vieni a Milano. Come? Quel giorno nevicava, nessun treno andava verso Fusine, solo verso Udine, Venezia e via. E ho preso il treno per Milano. E da lì è iniziata? E sono andato alla Siemens, ho fatto 10 anni, mi avevano destinato a Torino, alla Fiat, pensa, e ho installato lì, che me lo ricordo ancora, il primo computer fatto a relè, pensa tu, una cosa pazzesca. Erano blocchi così di memoria, mi ricordo, solo per 8.000 posizioni. E ho fatto 10 anni, Torino, Milano, Mestre, poi a Mestre, sai, lavoravo perfino alla Roberta di Camerino. Pensate, te la ricordi la Roberta? La nostra infanzia è la nostra generazione, Roberta di Camerino. Pensa tu, ti dico un aneddoto bello, la stampante che era uscita in quella volta, la prima che trascinava, che aveva tipo i denti, sai, per tirare i fogli bucati, sì, i denti, ecco, si è rotto un trasportatore lì, è arrivata la Roberta, l'ha preso, ha detto e ha fatto un braccialetto della Roberta di Camerino. Senti, pensa tu. Senti Erme, allora vedi, c'è quel monitor lassù che è rosso, è rosso da 20 secondi, 25. Quando arriva al 30esimo, arriva Gian Domenico Ricci con la pistola da lì, ci caccia. Allora, noi andiamo in pubblicità, però tu resti qui, perché Sdrindule, abbiamo raccontato la sua storia, però una storiella di Sdrindule vogliamo ascoltare. Pubblicità, tornate qui, Sdrindule e le premiazioni, conosceremo chi sarà la Miss in Onda questa sera. Insieme in coro in pubblicità, 1, 2, 3, pubblicità! Ve lo avevamo promesso che saremmo stati qui insieme a Sdrindule. Allora, mi ha fatto piacere perché abbiamo conosciuto uno Sdrindule diverso, non solo noi ma anche voi che siete a casa. Ci hai raccontato un po' la tua storia, perché comunque sono 42 anni di sana comicità che porti nelle case, nelle feste, tra gli amici, ovunque ci sia l'occasione di esserci, l'occasione di avere un po' di allegria, tu ci sei. Senti, hai parlato di triestini, di carnici e di friulani, hai detto che tu devi arrivare a Monfalcone e non oltre. Allora, visto che ci stiamo avvicinando alle elezioni, quindi ci sarà la par condicio, abituiamoci anche a quella nella comicità. Una sui triestini, una sui friulani, una sui carnici, poi ti mando a posto perché premi tu le ragazze, sei l'ospite. Guarda, io racconterò una con tutte e tre dentro, perciò elimino. Però volevo aggiungere una cosa, che è bello vedere la gente che sorride, perché il mio motto è: la felicità è l'unica cosa che si moltiplica quando si può dividere con qualcuno. È vero, è vero. Questa è più che barzelletta, caro Michele, è successa alla festa degli asparagi, dove facevo l'elezione di Miss Asparago over 60. Chi poteva arrivare? Un triestino al chiosco, lei mi senta bonomo, la mi dia un'ombra di rosso. Questo ha sentito che era triestino, ha preso un moscon, sai, di quelli di Chernobyl, moscon con scritto qua Putin e dietro Cecenia, gliel'ha buttato nel bicchiere di vino. Triestino ha detto: cosa è sta roba che naviga? Non comica ordinare la sambuca con la mosca, gliel'ha tornato indietro. Non ha bevuto, Invece il furlano non ti straccia il vino. No, chiamato la moscia, gli ha dato una suppadute per non stracciare il vino. Quando era asciutta, tac, e al beffi stesso. Chiariel, preso la mosca per il copino, ha detto: spude, c'è che tu hai bevuto, brutte bestie. Saluto i carnici, saluto i triestini, saluto i friulani, saluto tutti! Grazie Sdrindule, mi ha fatto tanto piacere averti qui con noi. Accomodati perché sarai tu a premiare le ragazze, come succede nelle puntate di Miss in Onda con i nostri ospiti. Bene, e a questo punto andiamo a rivedere tutti insieme le protagoniste di questa puntata di Miss in Onda. In un'altra passerella arriverà la musica e andiamo a rivederle tutte insieme. Andiamo!
poi Giada di Martignacco, quindi Chiara di Villa Primavera, Udine, Gianetta Antonia di Udine, Jessica di Tolmezzo, di Maiano invece Alessia, Letizia di Udine e Giulia di Savogna. Bellissime, bellissime tutte. Bene. Ora io sul palco, prima di premiare, vorrei Paola Rizzotti. Paola, se ci puoi già raggiungere, poi andremo a premiare le nostre vincitrici, ricordando che saranno ammesse alle finali regionali di Miss Italia in Friuli Venezia Giulia, ricordando che il percorso di Miss Friuli Venezia Giulia si concluderà sabato 3 settembre al Centro Congressi Cursal di Lignano Riviera. Paola, vieni pure. Nuova puntata di Miss in Onda quasi al termine, aspettiamo solo i nomi delle vincitrici, mi hai già dato tu la scheda perché durante la pubblicità sei riuscito a fare tutti i conti necessari anche durante l'esibizione e la chiacchierata con Hermes. Com'è andata questa sera? Molto bene, ma sono molto contenta di aver conosciuto uno Sdrindule a me sconosciuto, quindi io penso che anche ai telespettatori a casa sarà gradita questa tua presentazione, perché tutti, sai che sono una tua fan, ma è veramente conoscere un lato umano particolare, è stato veramente bellissimo. Complimenti davvero, sei un grande artista ma anche una grande persona, complimenti. È vero, le ragazze brave come sempre, vedo bravissime, che bravissime. ormai affrontano la trasmissione con una certa scioltezza e questo è davvero bello. Ma soprattutto chi l'ha già fatto insegna alle altre, questo è bellissimo. Gli dice no, guarda che non devi guardare lì, quindi c'è un bel clima. C'è un bel clima, sì, molto bello. Molto Bene Paola, sei pronta ad assegnare le fasce, a consegnarle a Sdrindule? Vado. Perché premia Faccio tutto da lui. valletta Sdrindule Ti vediamo stasera, solo che con è la tutto corona, mio. grazie. Faccio Grazie da Paola, a valletta. dopo. Bene, allora io mi faccio da parte a questo punto, mi metto da questa parte perché viene consegnata una delle fasce assegnate questa sera. Hermes, preparati Sdrindule, è già pronta. È già pronta, io do un'occhiata da quella parte per chiamare la vincitrice di questo titolo. Vieni Hermes, fatti vedere al centro della scena, tu consegnerai la fascia alla vincitrice. Andiamo con la quarta classificata. Quarta classificata è la concorrente numero 5, Jessica Contin di Tolmezzo. Dov'è Jessica? Jessica, è lei, ammessa alle finali regionali di Miss Italia. Sono contento. Beh, non ti preoccupare. Aspetta che... ecco, così. Poi se la metti, va bene uguale, l'emozione. Grazie Jessica. Vai Hermes a prendere la prossima fascia, quella per la terza classificata. Sei pronto? Io sono prontissimo, peccato che non la vinco io. Andiamo, terza classificata, la concorrente numero 4, Gianetta Antonia Belabed di Udine. Anche lei ha messo le finali regionali di Miss Italia in Friuli Venezia Giulia. Dovrebbe... Così è perfetta. Perfetta. Che bella. Hermes, bravo. Stai. Ormai ha capito il meccanismo. Seconda classificata, lei si aggiudica il titolo di Miss Rocchetta Bellezza, è la fascia che va alla seconda classificata. Lei è la concorrente numero 1, Alessia Orlandi di Udine, seconda classificata. Alessia! Anche lei ovviamente ammessa alle finali regionali di Miss Italia in Friuli Venezia Giulia, Alessia Orlandi di Udine. Che ha... Mamma mia. Ed ora si prepara Hermes con la fascia della prima classificata, Mi arriva sento Paola tutto in Rizzotti con subbuglio. la corona che sarà assegnata alla prima classificata e poi c'è, ma ci mancherebbe altro, il buono del Parco Termale di Lignano Riviera. Prima classificata questa sera Miss in Onda è la concorrente numero 6, Alessia Miconi di Maiano. Alessia ti vuole Sdrindule. Alessia, c'è Sdrindule che ti vuole. Anche Alessia ovviamente partecipare alle finali regionali di Miss Italia in Friuli Venezia Giulia. E arriva la corona. Sì.
Mamma mia. E poi c'è un premio, guarda, si fanno i complimenti sul palco, è bellissimo. E poi c'è un premio importante per te, perché tu sei alle finali regionali, ma intanto ti potrai rilassare al Parco Termale Riviera Resort a Lignano Riviera. È un parco straordinario, tra l'altro noi ringraziamo la SIL, Società Imprese Lignano SPA, perché in ogni puntata di Miss in Onda, in ogni serata di Miss Italia quest'anno in Friuli Venezia Giulia, regalano un buono per trascorrere una giornata in questo parco bellissimo. Noi vediamo delle immagini, si è in riva al mare, a Lignano Riviera, e poi potete usufruire di queste straordinarie piscine a vostra disposizione vicino all'istituto termale. Insomma, potrai trascorrere una bella giornata rilassante in attesa ovviamente delle finali regionali, e tra l'altro ovviamente sempre lì a Lignano Riviera. Guardate che bello, Hermes, un bagnetto lì, io e te in costume da bagno, pensa come staremmo bene. Sai cosa mi ricorda? Il Triestini, che ha detto al Furlan che lavorava con lui in un'impresa, ha detto domani andiamo a fare un bagnetto, così bello, caldo, facciamo un bagno. E Furlan ha detto io porto lì piastrelli, studio di Malta. Ed ora gioiello Miluna, perché non è finita qui. Grazie a Oreficeria Celotti, Luca Celotti ti consegna, prego, il premio. Adesso poi, benissimo. Questo è il figo, questo è il figo. Luca Celotti, Oreficeria Celotti di Maiano, eccolo qui, un regalo per un bel gioiello Miluna anche per te. Un applauso per Luca, grazie. Grazie Luca. Può ritornare a posto come si diceva a scuola, grazie. Marisa Benes, un applauso per Marisa Benes, Club Diamante FVG, che è stata con noi questa sera. Stai qui con noi. Ci sono prontissimi i nostri ballerini che ci hanno fatto compagnia, bravissimi, straordinari. Eccoli qua, un applauso anche per loro. Sai cos'è? Devo dirtelo, lei è eccezionale. Andate su Hermes. Sì, lei è eccezionale. Sì. Però lui, no, quando balla, ha la musica di un che ti chiappa per il culo. È la tua, tu sei forte, ma non dico altro. Quel sorriso che è fatto sono apposta. bravi, sono bravissimi, sono bravi. Bene. Che i vostri desideri si realizzino. Grazie, un bel applauso per loro, e a questo punto ringrazio ancora in regia Gian Domenico Ricci insieme a Paolo Bassico qui di fronte a noi alle camere, poi ancora un ringraziamento anche lui in regia a Simone Caramaschi, grazie per aver realizzato questa trasmissione, grazie Paolo Rizzotti, agenzia Modashoe.it, e soprattutto Alessia, poi l'altra Alessia Orlandi, Janette Antonia e Jessica. Noi ci vediamo alle finali regionali di Miss Italia in Friuli Venezia Giulia. Con voi amici, restate qui su Telefriuli ovviamente, ci sono sempre tanti bei programmi che vi fanno compagnia, e grazie a Hermes Sdrindule che è stato ospite di questa serata. Ci vediamo alla prossima puntata. Ciao, buona serata. Ciao. Miss Italia. Questa trasmissione è stata offerta da Vivi l'Estetica.